scende dallo slittino, entra in un camino, si brucia il sederino, lascia un regalino a ogni bambino. E voi fate un applauso che si sente davvero. Oh, è Natale, di solito ognuno c'ha le sue. Vabbè. Valida per il 2017 della manifestazione di bellezza Miss Lady Veneto, nonché Miss Earth Italy. Un grande applauso a questo meraviglioso staff che porta avanti la manifestazione di bellezza da ben 27 anni e da qualche anno per l'appunto elegge la reginetta d'Italia che rappresenta il tricolore nel mondo al secondo concorso mondiale più importante, ovvero Miss Earth. Ma un grandissimo applauso vorrei che lo facessimo tutti insieme a Parco Città, che ci ospita quest'oggi nella persona di Milenko Plemic. Un sentito ringraziamento da parte mia di tutto lo staff va pertanto a Milenko Plemic e alla famiglia. Mi piacerebbe anche nominare Luara, la moglie fedelissima che lo segue in tutti gli avvenimenti. Grazie davvero della vostra ospitalità. A proposito sarò anche qui affiancata dalla bellissima figlia che ha deciso giustamente per correttezza di non partecipare proprio a questa tappa di selezione. Ma intanto vorrei dirvi che la nostra manifestazione di bellezza è diventata talmente importante tant'è che tutti i rotocalchi più importanti del mondo ne hanno parlato. Addirittura il Times ha riportato il nome di Denise Frito, che ci ha rappresentato alla fine di ottobre in Manila, nelle Filippine, a quello che è il secondo concorso di bellezza più importante al mondo, quindi Miss Earth. Denise Frito ha raggiunto l'11° posto su oltre 90 nazioni partecipanti quest'anno, quindi si tratta di un grandissimo successo e vorrei davvero che insieme facessimo un applauso di ringraziamento a colui che porta avanti la manifestazione da oltre 27 anni, Tiziano Pescaro. Da diversi anni è seguito dal braccio destro il direttore artistico Alessio Pironato. Quest'oggi come tappa dopo tappa è presente la TV di Tiziano Pescaro che sta facendo il giro del mondo e sta facendo per l'appunto conoscere sempre di più Miss Lady Veneto in mondo visione. Ricordo anche che la TV è la TV web più seguita dai giovanissimi italiani, anche perché sono loro che insomma giocano sempre di più con l'elettronica e da dovremmo anche seguire il loro esempio perché le televisioni web sono sempre più anche che soltanto in Italia oltre 3,5 milioni di telespettatori hanno seguito la finale della manifestazione Miss Earth che appunto si è tenuta in Manila e pensate oltre 200 milioni di telespettatori di tutto il mondo. Si tratta di un concorso che è seguito dalle Nazioni Unite perché si fa portavoce della lotta contro l'inquinamento causata appunto un po' da tutti i pasticci che noi facciamo giorno dopo giorno. Alla mia destra ho una magnifica giuria che fra pochissimo andrò anche a presentare, ma prima di proseguire vorrei tanto chiamare qui sul palco colei che mi affiancherà e che è anche un po' la padroncina di casa, quindi accogliamola con un forte applauso, Irene Plemic. Benvenuta Irene. Benvenuta Romana e buonasera pubblico. Allora, continuiamo, sì, facciamole un altro applauso perché è bravissima. Si tratta di una giovanissima ragazza che partecipa alla nostra manifestazione ma che per correttezza proprio quest'oggi ha deciso appunto di ritirarsi perché gioca in casa. E naturalmente noi ti riconosciamo con grande valore questa tua scelta, ma tuttavia ti ho voluta qui sul palco perché so che tu presenti diversi eventi
proprio qui in Parco Città. Stai diventando, stai facendo un pochino, ecco, anche tu delle esperienze come presentatrice, e seguendoti anch'io in YouTube e i tuoi video sono meravigliosi, stai diventando bravissima, complimenti Irene. Grazie mille Romana. Allora, siccome siamo seguiti per l'appunto in Mondovisione, addirittura avremo anche una diretta streaming con Manila, in particolar modo con gli organizzatori, quindi della manifestazione mondiale, abbiamo deciso di dividerci un attimino i compiti. Io so che per loro appunto tu potresti fare un'introduzione in inglese, quindi ce li dividiamo. Io parlerò in italiano e tu invece in inglese. Allora a questo punto, prima di cominciare con il nostro concorso di bellezza, io vorrei proprio che tu facessi un piccolissimo riassunto introduttivo per tutti coloro che ci stanno seguendo via streaming da tutto il mondo. Certamente. Welcome to Parco Città from Irene Plemic and the All Vinces Lady Veneto staff. The historical competition from 1990 that has duty to elect a miss who will be the responsible to represent the beauty of Italy in the world of Miss Earth. We are returning from the international success in Manila, where our beauty queen, elected in Manila from 22 days, has been a competition with other 85 misses as many nations from 5 continents. On the night of the final broadcast around the world, Denise Frigo has distinguished herself by bringing in top of Italian flag and came 11th in silver medal and 85 miss. The Italian beauty has never climbed so high, and this is thanks to the preparations and stuff of Denise. Complimenti Irene! Grazie per questa brillante trasmissione in inglese. Infatti, veramente il concorso ha fatto il giro del mondo e ne hanno parlato alla CNN e anche alla Fox addirittura in America. Soltanto in Italia che stanno perdendo un attimino di prestigio i concorsi di bellezza, ma noi cerchiamo un attimino di risollevarli e di riportarli appunto all'apice. Detto questo, direi che possiamo iniziare con il vero e proprio concorso e pertanto, come avete visto già qui alle mie spalle, sono presenti le partecipanti di questa sera in costume da Patrick. Infatti cominciamo appunto in costume e proseguiremo poi in un abito elegante. Ci spostiamo leggermente per far loro spazio, tutti metti di là, io di qua, e le chiamiamo. Allora, si comincia con Giorgia Mattiello. Lei viene da Vicenza. Dovete sapere che ad ogni Miss è stato chiesto di esprimere un proprio pensiero in merito a quelle che sono le iniziative della manifestazione di bellezza mondiale Miss Earth, che appunto si fa a portavoce della salvaguardia dell'ambiente. Giorgia dice: il mio motto riguardo al climate change è la lotta all'inquinamento riguarda tutti noi. Irene naturalmente per Mondovisione tradurrà in inglese. With the number 1 we have Giorgia Mattiello. Her motto is respect to climate change and the fight against the pollution affects us all. Giorgia Mattiello!
Bassano del Grappa. Serena dice che dobbiamo riciclare le risorse energetiche. Lei lo sta facendo. We must recycle energetic resources. I'm already doing it, and you? naturali come il sole e il vento. Queste sono energie pulite. Our land is rich of natural resources, such as the sun, the wind. There are clean energies. Con il numero 5 abbiamo Ramona Sartori di Brescia. Ramona dice che l'inquinamento sta uccidendo la natura. Se muore la madre terra, anche noi moriremo. The pollution is killing the nature. If the mother earth dies, we will die too. La nostra salute e il clima sono legati perché la nostra salute dipende da quella del pianeta. The health and the climate are linked because our health depends on that of the planet. Fabiana Barra di Corneto di Trentino. Il suo progetto è sostenere le energie rinnovabili per un futuro di salute e bellezza. My project is that of support the renewable energy for a health and a beauty future. Il suo motto contro l'inquinamento è iniziare un po', ma iniziare tutti. Start with the little, but start all.
base and stood at kilometer 0. Maddalena Burazzon di Trevaseleghe. Maddalena dice che dobbiamo difendere l'ambiente con la raccolta dei rifiuti e incoraggiando anche gli amici a farlo. We must defend the environment with the waste collection and encouraging our friends to do so. Terminiamo questa prima uscita, quella in costume da bagno, vedendo un bel serpentone di tutte le nostre partecipanti dalla prima all'11ª e facciamolo accogliendole con un bel applauso. Delle nostre partecipanti, spero tanto che alla nostra giuria siano piaciute ed infatti vorrei rivolgermi adesso a voi ringraziandovi intanto di essere intervenuti, di partecipare a questa manifestazione di bellezza, a partire dal nostro ufficio stampa, nonché presidente di giuria Michelangelo Bocca. Buonasera Michelangelo e benvenuto. Proseguiamo con Vittorio Brazzolotto, organizzatore
fantastica festival da sotto la musica. Giustamente, hai ragione. Allora, questa città è veramente una città attiva, a tutto tondo, sempre